C'è un termine grottesco, maldestro, grave, che utilizziamo a volte quando parliamo di uccisioni brutali. È il termine giustiziare. Non c'è alcuna giustizia, ovviamente, nell'uccisione di Roberto Ruffilli. Lo assassinano in due con l'inganno, si presentano alla porta della sua casa travestiti da postini, si fanno aprire con la scusa di consegnare un pacco postale e poi lo inducono a raggiungere il soggiorno. Lì lo fanno inginocchiare a fianco del divano e poi gli sparano. 3 colpi di pistola alla nuca, muore immediatamente. Il 7 maggio saranno aperti i testamenti. Ruffilli lascerà tutti i suoi averi ripartiti in parti uguali, per metà all'Università Cattolica, la sua università dove aveva studiato, per finanziare borse di studio per giovani ricercatori. L'altra metà alla sua parrocchia. Insomma, lo studio e la preghiera. Anche nella decisione finale c'è il senso di una vita.